di dover fare io una sorpresa a qualcuno, ma per quanta emozione ho addosso, e qui testimonia la mia amica Alessandra, credo che in realtà la sorpresa l'avete fatta voi a me. Voi, vabbè, Francesca è il mio gancio e mando un bacio. La sorpresa è per la mia professoressa Gerida Fontana. Io mi definisco una sua piccola creatura, perché la prima esperienza di teatro è stata fatta proprio nelle scuole medie, durante il nostro percorso delle scuole medie. La professoressa Gerida ebbe questa bellissima idea, aveva visto già a lungo, ma di organizzare una sorta di saggio scolastico, una rappresentazione teatrale del Decamerone di Boccaccio, in collaborazione con Franco Piccolo. Esperienza riuscitissima, tant'è che ci trasferimmo l'anno dopo nel teatro proprio della città, il nostro Cinema Italia. Beh, io devo dire grazie, perché io da quel giorno credo di non aver più tolto piedi dai teatri. Sono iniziati studi difficili, ma fatti e farciti e sentiti di tanta soddisfazione. Ripeto, grazie, perché io da quel giorno sono diventata, come dire,
una tua piccola creatura, Gelida. Grazie infinite, grazie per quello che hai seminato. Ah, dimenticavo. E continuiamo così, perché viva l'arte, viva la cultura. Auguri, goditela, mi raccomando. Un bacio da Cagliari, dal Teatro Lirico.